Cicloturismo in Valpolicella, il titolo del progetto Chiave 3 finanziato dal Galbaldo Lessinia. E noi in Valpolicella oggi ci troviamo, direi quasi al centro anche di quello che nell'immaginario collettivo è la Valpolicella, cioè il comune di Negraro. Guardate questa splendida villa che ci sta ospitando. Accanto a me per parlare di questo progetto è il sindaco, il dottor Roberto Grison, il suo secondo mandato in quel di Negraro. Intanto, signor sindaco, vediamo di capire, inquadriamo un poco sinteticamente questo comune. Ha già detto molto lei in questa sua breve presentazione. Negraro, il comune più numeroso della Valpolicella, un comune che offre molto perché si trova in un itinerario tra la città e il lago di Garda, quindi anche da un punto di vista, trattando l'argomento di oggi, il tema di oggi che è il cicloturismo, anche da un punto di vista proprio di offerta turistica, si trova in una situazione ideale. È un comune che è conosciuto per la produzione di un vino di eccellenza, perché tutta la Valpolicella poi ha come prodotto d'eccellenza, come lavoro anche di un numero importante di cittadini, che è il lavoro della produzione del vino, per cui ecco, i prodotti enogastronomici sono conosciuti, però vanno di pari passo e parallelamente a un territorio che si sa offrire anche da un punto di vista di ambiente, di natura, di paesaggio e di cultura. E questo progetto, questo cicloturismo coinvolge Negrarne e capofila ben 8 comuni che hanno aderito, sono 200 i chilometri tutti da percorrere e da gustare anche in bici. Dico anche perché da gustare nella Valpolicella c'è di tutto e di più. Allora sindaco, in che cosa è consistito il vostro intervento tramite il finanziamento del GAL? È consistito proprio nella promozione dell'intera Valpolicella attraverso il cicloturismo. Poi abbiamo abbracciato anche parte della Lessinia coinvolgendo il comune di Sant'Anna, parte della Val d'Adige condividendo il progetto con i comuni di Dolcè e abbiamo coinvolto anche il comune di Pescantina. Quindi, come ha detto lei, 8 comuni, 5 della Valpolicella classica più questi 3 altri comuni. Quello che dicevamo in precedenza, la promozione del nostro territorio, perché l'immersione, l'esperienza del paesaggio, dei suoni, dei colori, dei profumi di questa terra è un'esperienza da fare in maniera green, in maniera lenta, gustarla appieno insieme proprio ai prodotti enogastronomici, e quindi pensavamo che la migliore offerta che potevamo dare a chi arriva da noi fosse quella proprio di un turismo anche lento, un turismo green, un turismo che ti permetta di assaporare tutto quello che vi ho detto, quindi ecco, fare un'esperienza molto immersiva, multisensoriale, multidisciplinare. Noi vorremmo che il visitatore fosse un visitatore che assapora proprio il territorio, che si sappia immergere, perché il territorio sa offrire molto, i suoi prodotti, ma anche le sue bellezze culturali, le sue bellezze artistiche, i suoi paesaggi. Pochi mesi fa abbiamo scoperto anche una villa romana del III secolo d.C. che era stata portata alla luce 100 anni fa, però questa, con le cave di Prun, con le bellezze che abbiamo nel territorio, il ponte di Veia e molte altre, ecco, dovrebbero spingere il visitatore a rimanere nel nostro territorio e saperlo amare come lo amano molti di noi. E non va assolutamente dimenticato che per rendere agevole questo percorso si è dipanata una vastissima rete informativa che non guasta mai, perché la comunicazione con informazione è arma e strumento assolutamente indispensabile quando si vuole in qualche modo far vedere il nostro territorio. Grazie dunque al sindaco Roberto Grison, grazie signor sindaco. Grazie a voi, buon proseguimento.